su pane nostru. Quando fu sa farina sedazzata, fu distinta in quimbe calidades, e dai esas posibilidades a disparte de essere impastada. Su pane modde e simbula pintada, fun salmenzu si specialidades, su zicchi de sa ommosa ricchesa, accumpanzau de chi varzu e fresa. Andiamo solo da Cresquinta in Elpiane, andiamo a vedere la sua mala e la siamo subito, con queste gruppe. Poi quando è cresciuto un po' con la sassafitta, marcato marronare per dire dalla rasaterra. Nessun tempo di messare, andiamo a messare sopra, che va con messia e quando per via spia a terra e noi andiamo sul fatto a che scoprire queste spie. E scopriamo e facciamo un po' di mano di spie e protettiamo messo sul manuro. Su messia vai a manurgos piccos, poi ne vai a dare sul manurgos piccos, poi vai a un mazzo da dare un mazzoletto al bosco. In ventura o danno che ne tengo sul sacco e che non viene a cara sul salmone, non viene a su carro, su giù. Poi a chi viene a bollire, lui tiene a casa, se no lo viene un po' in terra. In una camera che non è lunga, che non era molto in terra. Noi prendiamo da giù, adesso ragioniamo, noi vaiamo in acqua su rico, perché era su ruina, poi lo vogliamo asciuttare. Perché noi asciuttare su rico, quando lo proviamo, se non riesce a provare, perché venne tutto sulla regina e sa male. Babbo dia sempre, semenia sempre trigo il siciliano e poi ad una farina bellissima, bianca, buona a traballare e daia da buon esito sia con sulla ballo sia con questa qualità del buddista. A passare la conoscenza di mamma mia, che ha avuto una massaia buona di sedilo. Facciamo noi su pane buono di tutto il vigina, senza offendere tutte le altre persone, che si impegnano sulla trascura. Ma il nostro sia che moriamo su di Samola e sia su pane una bellezza, sia la Samanuzza che tenia mamma dove va su pane, sia Pentiala. Fu veramente una Mi ricordo quando ero piccola che andavo con i miei fratelli, con le mie sorelle, andavamo a chiedere il grano. 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, alle case. Ce ne davano molto di grano perché noi eravamo brave, ne portavamo molto noi di grano. Puliva, lo portavo al mulino e ci facevamo. Andavo a aiutare a tutti, me lo dicevano, allora andavo. Andavo al mulino a portare il grano, a macinarlo, facevo anche la farina.
si varinia di sus ragazzi e su Miliru, una roitura debate su maso manos a cariare a manos, un maso umano, impastia mamma verso la notte e mezzo, che veniamo a salvare il Mamma nos imparava a andare a scuola, a plugare il trigo bene, e poi che volevamo scuola, tanto si rientrava, facevamo la farina, la grusca da una parte, la zimbola un'altra, la zuzzicchia un'altra, e sul farzo un'altra roba. No, si veniva, fumavamo, si veniva, che poi si bruso. Noi andiamo a vedere quando che cresci su trigo, altri busi magari non abbiamo, tanto ne dobbiamo arrotare. La tiana dopo lo renzoniamo bene, vuol dire ganare la malesa, e poi che mettiamo la Russia, e tanto prendiamo scudo tanto, 6-7 misure, e che togliamo la subordine. Dopo lì adesso rientro e facciamo la farina. Andiamo sul riso, in terra, poi il sedazzo, e andiamo sul zicchi, la fresa, e poi sulla drusso, poi dobbiamo consumare in 2 giorni, spero. La vita si paia su zicchi lago, o su pane russo in sierro, o su fatto che non pesia bene su zicchi lago, non vestia più spane quando fu fatto sierro, il budio un visto da giudizio. Si va da pane russo così, e poi si va da Sullivanzu e si va nel morte, insieme. Cosa festa di Natale e di Pasqua, si va a Singula Guerria, fine, di Varina fine, e si va da una vaga russa, non si va come te. Fine, all'Origas, non si va all'Origas fine, si va all'Origas per Russas, per Pasqua e per Natale, se no si va da Pisches, lungo, sottile, fine, più fine, di gusto mela, e si va pure un vanemore speciale, vanemore d'undu, che digheria su guardato, bulgheria da me da Così e mettiamo sempre quella, lei ha avuto 5 anni quando è cominciato a fare il pane. Sì, se volevi mangiare tutti altri tipi di pane, facciamo la fresa, facciamo zucchini e zucchini lo stesso, o si può mettere solo la semola, allora viene duro però molto friabile. Si scioglie in bocca, quando lo mangi è una cosa proprio se ben lavorato giustamente, però quello, se no allora rimane arido, molto delicato, non è che lo puoi mangiare come vuoi quando è così. Se no si può mischiare, anche quello si può mischiare i suzzicchi, diciamo, il farina zero, a quello. Poi c'è la fresa, che noi, la fresa, non usiamo la farina tutta integrale come si fa a volte, che le vedi negli altri paesi, che macinano tutto il grano, tolgono solo la crusca e tutto l'altro fanno la fresa. Noi no. Noi gli mettiamo solo il cruschello e di nuovo zucchini. Solo col cruschello non lieviterebbe bene, non gonfia. Ma nella duro su, almeno come quello che faccio io, gli metto semola, e un po' di, si dice, farinare, si fa, quello il tipico pane svedese. Poi la semola lavorata, quella assolutamente, se non è un altro paese, forse Sardegna, che la fanno come noi, solo un altro paese mi sembra che c'è, e basta. Che il disegno esce da dentro, non è un'applicazione, ma una cosa nasce dal pane. Il pane lo dovevi mettere dappertutto, questo mi faceva tanto. Sì, che si metteva per terra. Si mettevano le coperte per terra, prima tappeti e poi le lenzuola, poi di nuovo le lenzuola, poi di nuovo i tappeti. E il suzzicchio era proprio che poteva coprire una stanza, perché era proprio molto.
Poi c'era la fresa e quella si metteva, siccome la fresa si metteva nei teli, una sopra l'altra, e quella era, per dire, in ungherì, così ti dice. Quella quella non la potevi mettere, la mettevi lì. Cominciavamo il pomeriggio e si finiva la notte. Sì, sì. Poi facevi la fresa, poi si faceva era a varie forme. Allora, prima il zicche, quello che più durava, il zicche e la fresa. Poi la semola su singola, però non quella, non che usava in tavola, non che usava. Poi sulla grusu, sulle morde e sui vasi. Si macinava il grano e quindi tutto doveva essere occupato, tutto recuperato. Quando sui fardo dicevo che oggi lo mangio più dell'altro, che lo faccio integrale, quello ti dicevano, si mangiava prima quello si mangiava o fatto con le salsicce o con l'ardo o con un po' di carne, si mangiavano queste cose. Il lievito madre non lo puoi conservare, devi fare, quando prepari per dire il pane, ne prendi una forma piccola, ben lavorata, quello duro, e poi lo ottieni quello. No, il lievito madre preferibilmente no. E poi non ha senso, come dicono, mi rinfresco il lievito madre, buttarlo. Si fa sul frammentazzo, in modo che è una cosa che non sprechi niente. Quando ti servi lo prendi, se no con il lievito madre ogni paio di giorni butti quello che non è usato, non va bene, quello è uno spreco, per me. Ogni famiglia aveva il timbro, io ce l'ho dalla parte di mia nonna, dalla parte di babbo, e Però due disegni. sa vigilia de Pasca e de Vestasa, però a Natale e Pasca si va a sa singola, qualità, de prima categoria. Certo non si può singola che si ventia, da come te si vinta sa festa, però o singola. O singola fatta all'origa quando si va su Zicchilano, si la dia con suo vannello, si va a San Formella e si la dia con suo vannello, a giusta misura di quanto la guerriera San Mele, noi dobbiamo sempre fine su Zicchilano. Poi dai su singoleggio andiamo su Vanne Morte, dai su singoleggio di sa seconda danzatura. Con sa prima danzatura si chiudia sa singola, però che era chiusata da sui banchi. Con sa prima colata si chiudia sull'inzone, sul primo sedato largo. Poi la prima danzatura si chiudia sa singola e poi la schiappare a chivanto. Quando qualche grano non vi vanto da San Singola, o si schivalziava, se uno schivalzia, a mamma mi ha posto da regnare di Gannoso a pigliare su Ghirino a Kerrete. E queria su Ghirino teniamo su Ghirino di prima mano, e su Ghirino di fine, di guarda singola fine, e su uno di questa singola di sposo, non veniva fino su Ghirino. E tanto con questo Ghirino che rinde giù, questo Ghirino di Saganistella, con questo che lo chiamano sui panto, che voi sui panto, si vai ad Chivanto in Sierro, si vai ad Chivanto, però non si vai a Chivanto solo, via da uno banco di singola lavoro, poi si è tirata chi come dinara a 00. E tanto si è meschiaia, si va a dos rivanto e dove abbiamo rivanto a pagnotta, dove appogniamo il sierro, come che si usa di dove fare l'anno con salute su brocco, con salette su brocco, con salberta, con salardizza, con i sospastos principali, non si andava né a bottega né a macelleria, si va più di gusto. Poi tanto con sabresa si la dia alla fine, fatta impastata con la mode, e poi si la dia si attacca sul vannello, che era sempre stavo su zicchi, attaccare né sul vannello né a mesa, tanto si può insistere,
San Mereom si candia da covere, dove si va in passava mezzanotte, a Saschimbe con chi morra deve dura, che riabitava su burra, sa cerco con però non che tanto che infatti su Zichilano si va a sovare modde e che va sia sola e sulla grusso voi hai stagione sulla grusso si va a solo insistire che sovare modde tra covine su Zicchi che invece ad impresse e fainde su vane modde e fainde che si è presa si vuole in due, come te vuoi dire, con mamma, non che risultiamo, cioè non vi posso sempre da malinare su vane modde. E tanto che vaiamo sulla Brussi, infatti su Zitti subito, sempre traballava a mano, no? E poi si va a presa. La Osigonia era in Tianza, in Donuguerrigo, quando fu da tempo su, chi già ha tempo su a Duvogere, oppure Deo vai gli ariani in questa parte del San Mesa, e questa parte dove veniva dei Zicchi, non so se era attaccata una presa di satera, e arriviamo che ne vale una cosa voce. In Sasimbolo si va a Sango, poi Santa Rosa. Santa Rosa fu di una bormellena vitica, si appostivata, come sovrammentato. Stavo con Santa Rosa si aperto sull'Emperino come quando si vinta su anno. Con Santa Rosa budi poi quando posso assicurare su Zicchi e su a Madrid, il primo posto, e Zabba con Susanne. Bene, innanzi. Poi in Mariana, per bene Mariana. Esatto. E si era vestiti a croce, si stia con tiara. E poi si va le monte, si caricava da tosto su una testa, poi a casa Prago si cammina che a Modigliare, anche se a Modigliare che non vanno. E poi si, quando veniamo studiando, quando veniamo invitati, solleviamo, faria si sponzano, sponsato, tenendo passato e che lo abbiamo. No, sulla le monte non duriamo nemmeno, dura 3 giorni se massimo. Quando si chiude studiare, super studiare sulla le lare. Sassimula si facciamo a festas. Kama tornamos de Sassimula e a Monmuio, nos arrivaiamo mera a pasta. Abbiamo macaroni a scaso e poi veniamo a macchina, macaroni longo, Natale. Ecco, e facciamo solo questa casa. Mamma può diventare Sassimula, fenomenale. E lei no, non devi fare gossi, noi sta sfregatura, non devi essere annegare sul temperino, in modo di essere lavorata bene, invece di un modellino, non si di fare. Le spose sono si fa finza di si chiediamo questa singola a parte, si fa a Savarina, non sono più umani, mi avuto una linda, un fatto spesa, e stessi è succedato in sciuto. E succedato che moriamo, o pagare sull'inzone per il mulino, paghiamo sull'inzone per il mulino, e facciamo su vanegane, su vanegane. E io chiediamo su due, dopo va conto su vane nostro, e così mi presta sull'inzone, si sponda su loro. Paghiamo sull'inzone, dopo sull'inzone, facciamo stando sul terrazzo, dopo pagare sul varzo, facciamo sul varzo, su vanenini, facciamo su loro, ma poi l'anno che dobbiamo fare noi, perché come il mega, come se 3 femmine, va per un mamma, su Zicchilaro, su Vane Russo, a volta sul lato russo, quando al Diese, su Lavorino, e si è presa. Diese, con vasca, si è singola ora, che abbiamo con vasca per la resta, e cosa quasi sempre con occasione, su singola, si poneva su Vane Russo, e su Zicchilaro, questo è su mettiamo Zicchi, fanno prima su Zicchi, meschiamo su e mettiamo, facciamo su burro,
dobbiamo quasi che ne sono intorno, non dobbiamo tenere tutti, e che con famiglia al mamma, che dobbiamo quindi, che tu fromo sta gente che ci viene usato per spesso, casuale. Quindi da che sono cominciato a preparare sul frigo con massa. Dopo cuciniamo della pasta, della cucina e poi ve lo poniamo su stessi, almeno in parte su circolare un viso, su sacco, e su già giusto, non serve se tu vai a salire, no, su a salire non è buono. Non hai mamma, una riga santia vanno in stanza, vanno a salire, vanno a Dio. E a chi vedo una margherita, fai a bella sono margherittina, sta bella. Usa rosa attaccata, usa un po' zanghero, una rosa ripica satter, bellissima, molto si era un amore. Io sono buona carta uno, non ti ha bene bella. Mamma lo si imparato. È stata dando per i prima che ne terzo punto, la rispessata. Nada, da per la singola e spessata, Maria Mamma. Allora forse ritiriamo, se forse ritiriamo. E poi rialziamo sul brove in casa sul mattese. Perché dobbiamo, e non era solo il muso curato, nel primo e nel secondo e nel pasto, sono sempre staccare l'esempio in massa, ma è stata da fare ancora uno, magari non sia sicura, vero? Usavo per il suo appetito a dire. Si riballia troppo, cosa senza pulsare, rallega. E più contenta di tutto. Quando si veniva su Salverda fresca del suo gruppo, non si vedeva nulla. Salverda si traballiano, si chiudiva sa parte in Salverda, segando che sapeva che chi pago de vede di ammonnato, di levezza, questo scazzando Salverda, questo si vai a Toschi. Tanto qualche stare d'albergo per fare cusuvane, questo si traballia, questo si verughiana, mi ha brugato l'albergo, narina, non sai. E tanto si è tiada, ognuno su gusto suo. A volte sia troppo zuso, la basta. E poi si aggiungiva su due lati, però si lascia pesare prima, lievitare prima. Poi si aggiungiva sodo a freddo, non cantavo, e si volia non si ammaniaia in suzzicchi come si ammaniaia su le molte, ma si gricchia fodas virdes, d'erba de susana, tutta una assulinamo come trombas. E si ettiada e si cogiada a primo in furro su burro bene gaito e con sa vampa intro burro e su burro. E cogia sa prima volta cogia bene su i due giorni. Poi si chiovia con sa mala, si burriaiada, si non cumbrusiada di sa scoppia scoda scancotto prima e si droghia salata del suo bundu che vuol dire senza copere ancora. E si vai a diventare ruggio, grottano. Tutte e due i vinciti, tutte e due i vinciti.
tanti poveretti. E si mettevano tutti in piazza dell'ospizio, con i cassi per terra, ma erano tanti, almeno una 30 o 40, tutti coricati per terra. Poi c'erano quelli che facevano il pane per darli, o che lo portavano anche lì. Si faceva il pane dei poveri. E questo il pane dei poveri perché era chiamato così? Perché da un zicchi si tagliava in 4. Invece di essere intero si faceva in 4 e quando arrivavano i poveri si dava, distribuiva. Se scopoglie su mano scopoglie, furi, siccome che sul sicilano un bel simbolo, bene cariata, è bella, è zicchi, ma non si può che abbiamo scopposto tutto un sarodanza e se ne è trimbata su le scoppoie. Tutto per la zia Anno, se ne vogliamo trovare mamma non aveva mai questo scopo. Una massaia provvedeva si chiamava prima dell'otto si vanno a povero. E si vagliano a zicchi, a formas normales. Poi con sarodanza si ne vai a battos partes. E si goghiano, si chiedenia timbro, lo imbriana. Noi non le veniamo se lo lasciamo il gas. Si ne vai ordinariamente, noi abitualmente ne vaiamo una dove garreta avena di quella sua porzione. Tanto quando venivano sos poveros, ordinariamente la vita manna, andiada, e dopo nostro lugar. Una sagaridade, signora. Sagaridade a cada uno povero e tanto non riano, insomma, l'hanno stivortiano addosso. Tanto siamo, compriamo accanto il pugno. A volte siamo un gruppo fino a degli imbosese e tanto una ad ognuno fino a si bastia. Però una cosa che io mi ammento, finire su pane non corria più povero. Quando ci andavamo a San Costantino, a tutti e due i lati c'erano i poveri. Poi si mettevano anche scendendo a San Costantino nella strada seduti e davano l'offerta. E quindi babbo, prima di uscire, noi bambini piccoli ci davano un paio di spiccioli in tasca e diceva quando passate davanti a questi poveri date le monetine. Sorsanto al festau in bidda. Antonio Abbatte invernar sul festau e Santo Iacco su 3 de maio, Sant'Isidoro su Santo Massaio, su 20 de maio stonorau. A Giovanni Battista in Omaio, Bassa Crisi a Mazzore dedicau. O Costantino in Triura al sa festa, a Basili in Capodanni er manifesta. Facevano i pavassini e poi noi si andava a chiedere nelle case. Andavamo a chiedere i pavassini, anche grandetti, eravamo con le amiche, con mie sorelle. Tutti ci davano, no, il pavassino. Loro facevano il pane con la pavassa, non davano tutti i pavassini. I pavassini ce li davano chi ci conosceva, i parenti, ci davano le zie ricche e il pane sava. I bambini, il giorno della vigilia del 16, dalle 8 di mattina anche prima, uscivano e andavano nelle case, specialmente dai parenti, dalle madrine, dai padrini, dai nonni, a chiedere i pavassini. Però non è che si chiedeva i pavassini. La classica domanda era, su duredo meu che camminato Antonino, i maschietti, e sa vita mia, camminato Maria, le femmine.
Antonetto. Allora, perché Suduretto? Perché non su Babassino? Perché Suduretto è un classico dolce quasi esclusivamente se di lei, fatto da pane e da sasava che poi è il cotto di mosto o il cotto della zappa che è fatto dalle fichi d'India. E poi si impastava, si faceva dei grandi pani, si affettava e si dava ai bambini quando passavano insieme, magari ai babassini. Però era un dolce prelibato che quasi quasi adesso non si andava poi a vedere le prime tube che arrivavano la mattina, perché le portavano a loro, le portavano in carico di voli. Mi ricordo che andavo a Talasai, là vicino a quella salita vicino al cimitero, là portavano le tube che erano, e c'erano i carri e voi che tiravano anche e non ce la facevano, allora gli uomini sparavano col fucile in aria, sempre in aria, per far tirare i voli caldi. Nella piazza si portavano e si mettevano nella piazza, anche allora c'erano le lebbe, chi aveva dei 17 anni, dei 24 anni, ma non era come adesso, erano molto di meno, perché adesso i 25, 30, 40, 50, 60, non mai, perché adesso ci sono i motocarri, ci sono le motoseghe, invece allora si andava col picco, si andava col suserrone a tagliare le tuffe, perché la legna era poca per tutti allora. Una cosa che mi ricordo da bambino, che ci meravigliava a quei tempi là, era perché si adornavano a un certo punto durante il paese le tube di arance. Dicevano, ma dove diavolo portano queste arance i nostri anziani? Perché a Sello arance non ce n'è mai stato. E si scopriva che le lebbe, specialmente i ventunenni, allora non i diciottenni, perché allora sono militari più grandi, andavano, era vicino ai do maggiori. Vive tranquillo, non ti va che male. E mi fa significa da favello. Vive tranquillo, non ti va che male. Questa santica de bello colore. Sa sempre che la figlia manzano. Si desurina in tempo sul sapore. Vive tranquillo, fin de gira sano. Sa che la figlia manzano, si desurino intende sul sapore. Durante la novena si cantavano i gozos e poi, a finita il vespro, si usciva sempre il solito, qui mi ricordo, ormai non ci sono più, mi ricordo tutto, era il classico, tutto di Faena, che era il
classico dello Spogetto, era famosissimo, perché ci metteva brio, ci metteva volontà, scappava la barzellettina e poi attirava la gente, proprio riusciva a comprare, a far comprare la gente, alzava il prezzo e poi la gente godeva proprio, aspettava proprio questo momento di goliardia, diciamo anche di goliardia, perché i giovani allora avevano i primi soldini, 21 anni, si compravano che poi servivano per fare lo spuntino, oppure solo esclusivamente solo per fare un'offerta al santo, invece di dare un'offerta solo al santo così, perché si comprava la salsiccia, si comprava il maialetto, l'agnello. Quello che adesso non c'è più erano, prima erano dei caponi, io mi ricordo ancora che ero bambino, erano i caponi. I caponi erano delle parti, una parte di mandorle, erano esattamente delle opere d'arte, c'era proprio, facevano le chiese, Sant'Antonio, San Valentino, e mi ricordo che la più famosa era sia Sicilia, che era proprio vicina a casa mia, facevano veramente delle opere d'arte, venivano portate al massimo dei prezzi perché neanche si mangiavano, si tenevano per anni e anni perché veramente erano delle cose bellissime da vedere, e poi c'erano dei piatti normali che si mangiavano, il vino, il formaggio, la salsiccia, si metteva lì vicino al fuoco, si arrostiva, si dava agli amici, eccetera, e si mangiava lì. 30 chimbe una! 40 euro per una! Ma non vado sul 46 alla 40 euro per due! 40 e 3! 30 e una! Io adesso la capisco. Non c'è più, forse da una ventina d'anni, perché fino a 20 anni i giovani che andavano a cantare a Zamorata, cioè si andavano nelle finestre magari si metteva anche d'accordo, si andava dalla ragazza che si voleva fare la cantatina, si buttava alla porta e si diceva: "Ah, non ne hai licenza a cantare?" E se la ragazza da dentro diceva cantai, allora lui si cominciava a cantare le solite cose, il sardo, a poesia, poi altro. Non dico stornelli perché non si usava, però si cantava così, ci si inventava, e magari poi i genitori, perché poi alla fine dei conti c'erano i cugini, c'erano i fratelli magari della ragazza, e ci invitavano, si invitava, si apriva la porta, si entrava dentro e il padrone di casa, cioè il babbo della ragazza, un po' rilanciato, un po' ti invitava a mangiare. Santo Giacomo, che vudi in terreno di proprietà di Mariano Azzuni, a Samovilla di Mariano, di Donna Caterina Massiglia. Questo Massiglia, poi, alcuni quasi nobili, e questo Mariano sono proprio, sono spariti da Ida, non che sono barraos. Questo locale è los ambendios, e ambendios pure los terrinos. Quando venivano appena a Grecia, in terrini solo in cue. Poi, quando qui vicino a Deo, a Grecia è stata lasciata Galsi. Però non abbiamo fatto nessuna cerimonia a come ti scoglieva di essere sconsacrata. Fu lasciata Galsi. Poi questo terrino l'hanno comprato Andrianiola. Insomma, la proprietà sul proprietario nostro, anche più restaurare la chiesa, quindi abbandonata direttamente. Poi questo Niola, stando da intenta in proprietà di Soro, anche il caso di restaurare la chiesa, e dai tanto si va a novena, salvesta, missa, ogni dia in novena, insomma, da una portata a sa dignità sua, di cosa Convinto
Che siete tutti uniti, tutte e due li vinciti, tutte e due li vinciti. E là, portati l'altro quadernino. Buonasera a tutti. Però chi veniva giù, andia la persone, tutto bene modasco, rose, sorto, che erano verdes, cose da non lo diamo bene. Era un maschio. Se sì, mica sono andando. Io sai, Sa spizzinella, sa, cadendo la gente con tutte queste le austerità, quando ero più vicina, verso gli anni 34, 35, 36, vediamo sul vestimento da Sennoras. A chi non dai una camicetta, a chi non dai la più struppiata il vestito de fantasia, una festa fantasia, la spizzina. Si sortiano, non sortiamo, di Dio, mi dà io. Sortiamo il benevatimo con tu su e corruvaremo con tu su. E poi noi riuniamo su Battordi a Susero, a soltare via, il 10 di maggio. E noi sortiamo e andiamo per il scarrello a ballare. E balliamo e cantiamo queste canzoni antiche. Corrighete Corommao puni canzoni all'usuria, o de fidanzamento morto, o de speranze de aspirantes, de uomini aspirante, canzoni divertivano, non lo fundiano. Sa Sennora, non dai borsettella rimata, e stiamo, è una dinanza di fantasia piena in giro. Su Bindighi, fu salire dentro i dori, andiamo a inquadrare e stiamo di Sennorella.
Lodato sempre sia, O Maria concepita senza peccato. Che aspettavamo tanto bambini andare in piazza di chiesa, che c'era un fuoco grande, allora noi giravamo intorno alla chiesa, da una parte e dall'altra, dicevamo, bussavamo alla porta, dicevamo Santo Ioanne Dio Semo, Santo Ioanne Dio Semo. Poi facciamo i giri, prima da una parte e poi dall'altra. Quando tornavamo a fare l'altra parte del giro, dicevamo Santo Ioanne andare in Ucraina. E poi c'era il fuoco e poi saltavamo. Divertimento prima San Giovanni. A Chiana, dalle Santo Giovanni sul bastone, sui bruni, alto, e dove viene la persona, dove viene i scarvellas da picchiera. Si gran fonda se ne abbia cusso. Nel capaia bene, quando si magari in suo scatto su Druzzi, a fregare di cusso. Non ti frega bene. E sul mattino Santo Giovanni, e due viene fuori da Golia Sant'Essone. Praticamente si conduce il Benedetto da Golia Sant'Essone. Uno strumento che veniva utilizzato veniva fatto per portarlo in processione. Quindi carri di queste dimensioni, massimo sui 2 cm, 2 cm di diametro, che poi vengono modellate a seconda della grandezza che si vuole fare. Ma hanno degli altri pezzi più piccoli che verranno posizionati in questo senso. Si inizia questo modo. Si può incollare. Non si vogliono far vedere le aggiunture, basta portarli all'estremo, basta andare a raccoglierli nei punti dove crescono, perché non crescono dappertutto, sia il rosa che il colore. Date un altro. Prima di fare la parte centrale, componiamo già l'altro lato. L'ultimo pezzo che si fa è questo centrale, si completa l'altro pezzo qui laterale e poi si fa il doppio centro. Ora la pannella, questa è più elaborata come pannella, e così.
Il mio gruppo folk si chiama Santo Giovanni Battista, è nato nel 2004. È nato per una scorta di passione. Mi piace tanto ballare, ballo che da quando ero piccolina. Le tradizioni sono la cosa più bella che possa esistere. Ti hanno insegnato proprio il ballo tipico sedilese. A suo tempo, negli anni '80, venivano a insegnarci al gruppo Zio Gaino, che oggi non si trova più, e anche mio babbo. È bello che ogni gruppo che rappresenta il proprio paese balli i suoi balli. Sarebbe Zuvassu, Torrau, Saddanza, Suvaseduoso e Zubaluzzupu. La danza, chi si fa una ricerca, la danza è generalmente l'ultimo ballo che si fa, perché la danza sta a segnare l'unione di tutta la festa, è come un rito di ringraziamento. Si ringrazia per la vendemmia, per il buon vino, per un matrimonio, per il pane. La danza è quella che unisce tutti a ballo in cerchio per una forma di ringraziamento. È Zubaluzzupu, che tutti conoscono come Bicchiri, però da noi è Balluzzupu. E viene cadenzato, il piede viene segnalato con il cadenzare il braccio. Suvaseduoso proprio ha solo 2 passi, le braccia sono lunghe al corpo e si parte invece del piede destro. Questo ballo è identificato si parte col piede sinistro ed è bellissimo, è un andare e vieni cadenzato e la semplicità del ballo porta a essere proprio l'originalità La testimonianza più rilevante e nel medesimo tempo più suggestiva dell'intensa e molteplice esperienza storica vissuta da questa zona è data oggi dalla festa di San Costantino. Qui, infatti, in vista del lago, sorge un santuario che si apre solo per pochi giorni all'anno verso l'inizio dell'estate e a cui accorrono numerosi fedeli e pellegrini giunti da ogni parte della Sardegna. Il santuario è dedicato appunto a San Costantino Imperatore ed in onore di questo singolare personaggio che si svolge annualmente, seguendo una tradizione profondamente radicata nell'animo delle genti sarde, una delle più caratteristiche sagre popolari dell'isola. Naturalmente anche questa festa, come ogni altra della Sardegna, non manca dell'aspetto commerciale, dai dolciumi ai giocattoli, dai rosari agli articoli di merceria. Gli oggetti più diversi vengono offerti alla gente, da questi venditori che hanno tirato su le loro variopinte bancarelle per l'occasione. Il paese di Sedilo, vicino al santuario, è un po' il quartier generale della festa, che appunto, per ciò che viene considerata per tradizione, è la festa di Sedilo. È di qui infatti che parte ogni volta, dopo aver ricevuto gli stendardi di San Costantino, il manipolo di spericolati cavalieri che parteciperanno all'Arbia.
L'Ardia è l'avvenimento centrale della festa e si svolgerà attorno al santuario. Qualcosa di mezzo tra una competizione agonistica e un rito devozionale, ma soprattutto una grande rappresentazione scenica collettiva che come tale infatti pare abbia preso forma nei primi tempi del cristianesimo per evocare un episodio di notevole importanza storica di cui fu protagonista Costantino. L'episodio a cui si ispira la manifestazione è la battaglia di Ponte Milvio. La stessa parola Ardia, nella sua etimologia, ricorda la famosa guardia creata da Costantino per difendere il vessillo su cui aveva fatto imporre il segno di Cristo. I cavalieri si dispongono su un poggio di fronte al santuario. L'ordine che assume il gruppo è il seguente. In testa 3 cavalieri che parrebbero rappresentare Costantino e i suoi generali, spalleggiati da un manipolo di vessilliferi. In coda, senza vessilli, l'esercito nemico di Massenzio. La partenza è decisa all'improvviso dal vessillifero di testa. La fisionomia agonistica della corsa si esprime nello sforzo dei vessilliferi di non farsi superare dagli altri cavalieri, contrastando con qualsiasi mezzo il passo degli avversari. Una volta giunto dietro alla chiesa, il gruppo si avvia al passo per portarsi davanti al sagratto. Reso atto di omaggio e devozione, i cavalieri iniziano a compiere, secondo il rito, i 7 giri intorno alla chiesa, in un'atmosfera di tensione crescente, determinata anche qui dall'antagonismo dei vessilliferi e dei loro avversari, tutti eccitati nell'attesa che la corsa riprenda. Ultimati i loro giri, i cavalieri si ributtano verso giù.
e quelli che circondano la croce fedeli si trovano raccolti intorno ad essa e sembrano rappresentare in modo simbolico la protezione assicurata dalla vittoria delle armi di Costantino al culto della religione cristiana. Con una cavalcata finale con la quale poi si fa ritorno verso la chiesa, si conclude una delle più singolari feste che la Sardegna conservi. Alcuni elementi tipici dell'Ardea, e in special modo l'evidente motivo agonistico che la ispira e la forza quasi barbarica che la pervade, inducono a credere che la sua origine risalga ancora più addietro nel tempo, ai grandi riti naturalistici del mondo pagano. Una sagra che colpisce come poche altre per lo straordinario vigore con cui la tradizione popolare ha saputo custodirla e tramandarla attraverso i secoli. Essa
i bambini, i futuri cavalieri dell'aria, tutti gli anni corrono con gli asini. Qualche anno, forse negli anni 40 o 42, 45 forse, per un paio d'anni corsero anche dei cavalli. La poesia era immancabile perché gli anziani era il fulcro della festa della poesia, per San Basilio non poteva mancare la poesia, poteva mancare nelle altre feste, ma non poteva mancare San Basilio. Era un rito e nessuno, tutti si andava lì con la loro signorina, con la loro signorina. Mi vides presente quando chiama su presidente me su dubbioso mi sei oído. O i punti di ristoro, perché disturbavano la poesia. Perciò nell'intervallo si andava in una fischetteria verso il centro, si beveva, si facevano un po' di critiche o si facevano delle discussioni, poi in silenzio si tornava ad ascoltare di nuovo i poeti. Intorno alla chiesa c'era un muretto dove si entrava da due sogli, si andava nelle novene del santo attraversando queste due arcate. Qualcuno ci ricorda che c'erano proprio degli archi per entrare nella chiesa, e poi ultimamente quando è stata fatta la strada della circonvolazione, siccome ostruivano questi muri, Ecco Gabriele, un applauso di incoraggiamento perché gli ultimi saranno... Grazie Teresa. Grazie Teresa. Poi morto dopo che dopo i diezini rientrante su Capusano, Salzelle, sia su Spezzino a pedire Salzellas. E Maria rimane brigata di Maria, che già diventa che cosa. Castagne, a me la ghidonza, a me la renata. Di sulle bideniana, però... Adoro Ave Maria.